Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì, siamo in diretta come sempre. In primo piano oggi però la scomparsa dei due 22enni di cui si sono persi le tracce da sabato sera. Si erano trovati a Nave de Vero a Mestre, poi di loro non si è saputo più nulla. Si tratta di Giulia Cecchettin di Vigonovo nel Veneziano e Filippo Turetta di Padova, di Torreglia nel Padovano. I due avevano avuto una relazione in passato, poi relazione che era poi terminata. Giulia dovrebbe laurearsi proprio fra qualche giorno, quindi sono davvero ore di apprensione per le famiglie che stanno cercando davvero in tutto il Veneto questi due ragazzi. Ed ora invece andiamo nel Trevigiano ed esattamente a Ponzano, dove c'è stato l'ennesimo furto in un'abitazione. Lì sul posto per noi c'è il nostro Cristian Arboite. Cristian, buongiorno. Buongiorno Daniela, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Vi dobbiamo raccontare l'ennesimo raid ladresco, questa volta un raid particolarmente violento che ha interessato questa parte del comune di Ponzano, non nuova in verità a atti di questo tipo. Ritorniamo alla sera di venerdì, quando i ladri sono entrati in azione in questa zona. Siamo in via Sambugo, quindi l'area è quella di via Sambugo. Siamo tra i campi, una serie di case, villette singole, come la casa di Ilenia Martini. Ilenia Martini che è qui con noi, che ha deciso di metterci la faccia e raccontare quello che è successo. Sì. Ilenia, ritorniamo a venerdì sera. A che ora ti sei allontanata da casa con il tuo compagno? 19:40, per tornare alle 20:46 per l'esattezza. Eravate andati a prendere un Burger King fino a Silea, e siamo tornati e abbiamo lasciato 2 cani dentro casa e 2 cani fuori casa. Quando siamo tornati sembrava tutto a posto. Una volta che abbiamo aperto il portone di casa ci siamo trovati il disastro il serramento completamente scaraventato, la casa sottosopra, fango ovunque e i cani particolarmente terrorizzati. E dopo ricerche abbiamo scoperto che purtroppo entrando in azione, forse disturbati dai cani, Dante vieni amore, non ti fanno niente, vieni amore, forse disturbati dal cane che continuava ad abbaiare, hanno usato anche purtroppo un bastone, vieni amore, per picchiarlo, perché il cane praticamente si era messo davanti al cancelletto d'entrata che abbaiava verso la porta della cucina. Mia sorella che abita praticamente davanti, sentendo l'insistenza del cane abbaiare, giustamente lei si è affacciata alla finestra e mio papà è venuto fino al cancelletto. E il cane continuava ad abbaiare e mio papà gli fa: Dante, ma cosa c'è amore che abbaiai così tanto? Il cane insisteva e mia sorella mi fa: guarda che la finestra della cucina era aperta quando io l'avevo chiusa, e il balcone, e quindi sicuramente dentro stavano controllando che noi non arrivavamo a casa e quindi il cane era infastidito. Questo mi ha fatto pensare ancora di più perché quando io sono arrivata, che ho visto le luci, il giorno dopo che abbiamo fatto ricerche in zona, abbiamo trovato il manico della scoppa praticamente di là della canaletta, praticamente là. Eccolo, questo è il manico della scopa con cui questi ladri hanno colpito di fatto i tuoi 4 cani. Sì, l'abbiamo trovato di là della canaletta, quindi sicuramente se lo sono anche portato via nel caso trovassero mio papà, che giustamente stava controllando che fosse tutto a posto. Quindi anche un rischio per mio padre, che se li si trovava davanti. Quindi hanno utilizzato questo bastone come arma improvvisata. Esatto. e impropria. Allora voi, Ilenia, poi siete rientrati alle 20:40 e avete visto delle pile. Io ho visto la pila dal balcone aperto, ho visto praticamente la pila dritta a me, quindi praticamente in quel campo. All'inizio non riuscivo a capire, dicevo madonna c'è una pila, non riuscivo a focalizzare perché giustamente è uno shock. E dopo ho realizzato.
quando ho visto realizzato. E qui c'è anche una cassaforte. Sì, la che hanno cassaforte. rubato da su. Quindi l'hanno prelevata, Era una cassaforte, come vedete anche non a chiavi. Quindi Era murata? No, era praticamente appoggiata con dentro dei contanti, e questa l'abbiamo trovata dietro a quel palo lì, quindi fuori casa. Forse pensavano avesse il GPS, avesse qualche controllo, quindi ce l'hanno abbandonata là. E un giubbotto mio, che me l'hanno fatto infatti notare i carabinieri, perché non mi ero neanche accorta sinceramente, che nell'inseguimento, perché i carabinieri comunque li hanno inseguiti, nell'inseguimento forse dava fastidio, quindi l'hanno buttato a terra e dopo me l'hanno riportato. Ecco, perché c'è stato un vero e proprio raid, questi ladri sono entrati anche in altre abitazioni, questa sera vi racconteremo tutti i dettagli, c'è stato poi un inseguimento da parte dei carabinieri. Sì, infatti c'erano parecchie pattuglie. Quando io ho chiamato subito i carabinieri mi hanno detto siamo già in zona, perché c'è stato appena adesso un altro furto, e quindi erano comunque già in zona. Ovviamente questa purtroppo è una zona un po' dimenticata da Dio, buttiamola così, perché i carabinieri mi hanno detto se ci fosse stata una semplicissima telecamera in quella via là, che è la via praticamente che porta verso Postioma, riuscivamo almeno a identificare la macchina. Invece telecamera. Qua siamo dimenticati praticamente. Siamo, diciamo, in una zona anche abbastanza deserta. Sì, una zona deserta, però comunque siamo persone, siamo abitanti, insomma, e sinceramente io ok che ho i campi dietro casa, però giustamente visto che sono scappati verso quella strada lì, per dopo prendere la strada che porta verso Postioma, se magari ci fosse stata anche all'incrocio di Postioma una telecamera, qualsiasi cosa, come hanno detto i carabinieri, giustamente intrecciavano le cose. Potevano aiutare nell'immediato. Tantissimo. E intanto vediamo anche questa cassaforte, la rivediamo. Questo dà la dimostrazione sostanzialmente di ladri professionisti in azione. Bravissimi, anche perché come mi hanno aperto il balcone, adesso se volete vi faccio anche vedere, proprio bravi. Cioè, in senso, sono andati esattamente, e la casa è nuova, ha 5 anni di vita, sono andati esattamente a prendere i punti dove sapevano che c'era la serratura. Eccoli, adesso li vediamo, grazie davvero Nicoletta. Quindi un'operazione chirurgica. Sì, cioè proprio mi hanno preso là e là, cioè, sono andati proprio sul sicuro di dov'era, e questa qua è anche un vetro fondamentalmente che dentro ha anche la chiusura antiladro, quindi una chiusura insomma abbastanza sicura. Invece sono proprio andati. È la prima volta che ti capita? Qua sì, dai miei genitori no, nel 2015, che infatti anche a loro avevano portato via tutto l'oro, e il rimanente l'hanno portato via stavolta a me. E alla fine, Ilenia, ti faccio una domanda banalissima, cosa resta? Niente, è quello. Resta un senso anche un po' di vuoto, di amarezza. Mm-hmm. Grazie Ilenia Martini, grazie per averci raccontato questo ennesimo raid ladresco. Da giorni, Daniela, stiamo documentando quello che accade nella Marca trevigiana. La scorsa settimana siamo stati a Breda di Piave, siamo stati a Conegliano, insomma. Vi abbiamo documentato di una vera e propria escalation confermata di fatto anche dalle forze dell'ordine, i carabinieri, gli agenti della polizia stanno operando senza sosta. In alcune zone della Marca è anche arrivato a supporto il battaglione Mestre, però sembra non bastare davvero. Io ti lascio con l'immagine di Dante che è ancora parecchio scosso. Tra l'altro, ecco, possiamo dire, Ilenia, Dante tutto sommato sta bene, gli altri stanno un po' peggio. Sì, io una delle cagnoline proprio venerdì pomeriggio ho dovuto portarla dal veterinario perché non stava bene. E il veterinario mi ha detto: Ilenia, guarda che hai dato tanto da mangiare a sto cane. E gli ho detto: no, mangia sempre quello il mio cane. No, ha mangiato tantissimo questo cane. E quindi forse la nostra idea, che dopo loro comunque il sabato che l'hanno rivisitata ce l'hanno confermato, sicuramente gli hanno dato da mangiare magari già il giovedì, la sera prima, per giustamente magari imbonirseli, sempre però orario prima delle 7, perché io alle 7 finisco lavoro qua a Ponzano, quindi 5 minuti sono a casa e dopo noi cani sono dentro. Quindi anche questo è un aspetto, forse eravate osservati. Tantissimo, tanto. Ilenia, grazie ancora. Daniela, ovviamente per tutti i dettagli vi rimando con Nicoletta Rizzetto alle edizioni serali dei nostri telegiornali. A te la linea.
Grazie davvero a Cristian Arboito. Quindi avete sentito l'ennesimo colpo, l'ennesimo furto nella Marca. I carabinieri continuano, hanno potenziato, ne avevamo parlato anche con il comandante provinciale, hanno potenziato i controlli proprio in questo periodo, che è un po' il periodo più difficile su questo fronte. Però insomma il territorio ovviamente è vasto e, come avete sentito, riescono ad entrare comunque e ovunque, anche con i vetri antiladro. Dunque poi ovviamente altri dettagli su questo colpo, ma anche su altri colpi avvenuti sempre nella zona nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30 su Treviso. Ed ora invece andiamo nel Vicentino, perché potrebbe esserci una svolta presto, la ricerca di un cacciatore di Valdastico scomparso ieri durante un'uscita solitaria. In questo momento le squadre di soccorso stanno convergendo verso un punto preciso della Valfassa. Sentiamo. Valdastico, il corpo di una persona sarebbe stato avvistato in queste ore dall'alto dall'elicottero dell'aeronautica di Cervia, impegnato da ieri nelle ricerche di un cacciatore 62enne del posto che non era rientrato da una battuta di caccia in solitaria. In questo momento le squadre del soccorso alpino di Arsiero si stanno dirigendo verso la posizione indicata dal mezzo aereo, coadiuvato anche da un drone dei vigili del fuoco che nel frattempo hanno ristretto l'area di ricerca. L'ultimo contatto dell'uomo risale alle 11:30 di ieri, quando si era sentito con la moglie. Il cacciatore era uscito a piedi dalla propria abitazione di Pedescala e si era diretto verso la Valdassa, che sale verso l'altopiano in una zona impervia conosciuta solo da cacciatori e residenti della zona. Verso le 18 di ieri è scattata l'operazione di ricerca che ha coinvolto, oltre ai vigili del fuoco, anche la protezione civile di Valdastico con unità cinofile e i carabinieri. L'attività era poi stata sospesa alle 4 per poi essere ripresa alle luci dell'alba con i soccorritori di Asiago, Schio, Recoaro e Padova con droni e unità cinofile. E dunque è stato purtroppo individuato e recuperato proprio privo di vita dai soccorritori il cacciatore 64enne di Valdastico disperso in Val di Fassa. Questa notizia in aggiornamento. Ed ora andiamo invece a Belluno, a Limana, ancora senza esito invece le ricerche di un cacciatore non rientrato sabato da un'uscita nella zona di Pralouran, dove vicino alla cava è stato rinvenuta parcheggiata la sua auto. Il cellulare dell'uomo Doriano Gasperin, 65 anni, residente a Polentes di Limana, avrebbe agganciato la cellula verso le 15:15 di sabato. Mobilitati per l'intera giornata di ieri soccorso alpino con droni e unità cinofile, soccorso alpino della Guardia di Finanza, vigili del fuoco, l'elicottero dei vigili del fuoco, protezione civile. Gasperin era uscito nel pomeriggio di sabato per fare una passeggiata e non ha più fatto rientro nella sua abitazione. Alle 9 della mattina di ieri poi era scattato l'allarme. Ed ora sempre cronaca, ma dal Trevigiano. Un pluripregiudicato di origine siciliana residente nella Marca percepiva dal 2019 il reddito di cittadinanza senza averne diritto, intascandosi in tutto circa 20.000 euro. A fare questa scoperta sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Treviso, che hanno denunciato l'uomo con alle spalle diversi precedenti, tra i quali l'arresto nel 2014 per associazione per delinquere di stampo mafioso, rapina ed estorsione. Gli approfondimenti dei finanzieri della compagnia di Conegliano hanno fatto emergere molteplici falsità nella domanda presentata per ottenere la misura. Invece torniamo a parlare della tragedia, del gravissimo incidente avvenuto nella Marca. Lo abbiamo sentito ieri, si è aggravato il bilancio di questa tragedia di Ormelle. I morti sono saliti a 3. Le sue condizioni erano state giudicate fin da subito disperate e all'alba si è spento anche il terzo occupante dell'Audi A3 che venerdì sera poco prima di mezzanotte ha invaso la corsia opposta finendo nel fossato laterale della provinciale che da Oderzo conduce a Ormelle schiantandosi contro un ponticello di cemento. Davinder Kumar, anche lui indiano come gli amici con i quali aveva trascorso la serata e stava tornando a casa, aveva solamente 26 anni, uno di meno del conducente dell'Audi, Gurtesh Singh di San Polo,
35 anni invece l'altra vittima, Gurdeep Singh. Il bilancio del sinistro diventa così pesantissimo: 3 morti, 3 giovani vite spezzate, forse a causa dell'alta velocità. La conta dei morti sulla strada nella Marca trevigiana da inizio anno sale così a 57. I parenti dei 4 giovani amici coinvolti nel sinistro si sono recati di persona in via Roma. Il cappuccio della felpa alzato, gli occhi rossi, fissi sul fossato dove la macchina ha terminato la sua corsa. È palpabile il dolore nel viso del padre di Gurteji Singh, operaio della Lanta di Piavon, al volante l'altra sera dell'Audi. Alla mamma aveva detto nell'ultima telefonata che le avrebbe portato il gelato. Ancora sedato e intubato il 4º ragazzo coinvolto nel tragico incidente, un 23enne ricoverato in terapia intensiva centrale al Cafoncello, ha subito un grave politrauma. Sul posto lo zio. L'unica persona la vivo, ancora grave. Era, non so, appena tornato all'ospedale, allora ha detto ancora non è svegliato, allora ancora grave. Però forse salva loro, non so. È l'unico che si salverà? L'unico salverà, l'unico. Ed ora un altro caso di baby bullismo, questa volta a Padova, ed è accaduto in piazza Duomo, dove una sedicenne è stata umiliata e fatta inginocchiare mentre altri la riprendevano. Andiamo allora proprio in diretta con la nostra Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Chiara, buongiorno. Daniela, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, purtroppo l'ennesimo episodio di violenza, di baby bullismo, perché le persone coinvolte, tra l'altro sono tutte ragazze, sono sedicenni e loro coetanee, è accaduto qui in piazza Duomo, che del sabato, soprattutto nel sabato pomeriggio, diventa davvero un luogo di ritrovo per molti gruppi di ragazzi che hanno finito la scuola e iniziano qui il loro fine settimana. Tutto è stato ripreso dagli altri coetanei che stavano assistendo alla scena. Forse si è verificata nei portici, ce ne sono davvero numerosi qui nella piazza, come mi fa vedere il collega Federico Cibotto, ma allora andiamo a vedere proprio nel servizio realizzato dalla collega Valentina Visentin le immagini del video. Sentirete anche davvero un vociare di ragazze che è davvero agghiacciante. Sentite. Non ne frega un cazzo una ora. Lo so, ma non ne frega un cazzo di... Presa a schiaffi, tirata per i capelli, fatta piangere e costretta a inginocchiarsi per chiedere scusa, il video immortala le bulle mentre umiliano una coetanea all'ombra del Duomo. Sedicenni che frequentano i licei del centro, ragazzine della Padova Bene che tirano fuori cattiveria e spregiudicatezza per punire una loro amica colpevole forse di un commento non gradito ad una foto. Guarda che grave, sapevo anche lo schizzo, È tanto grave. Cosa posso fare per rimediare? Mettiti in ginocchio e chiedile scusa. In ginocchio, dai. I vestiti firmati, il trucco, i modi scaffati per atteggiarsi grandi, ma che dimostrano solo cattiveria gratuita. L'umiliazione va in scena davanti al gruppo, come in un testo di teatro, ognuno al suo ruolo, la capetta che dà ordini, le sodali che eseguono e tirano capelli alla vittima, mentre il resto del gruppo riprende la scena. In ginocchio bene! In ginocchio bene! Alla fine la vittima dell'umiliazione se ne va a casa minacciata: se denunci ti spacco di botte. Ma cosa ora? Sento una parola! Ma il video circolato sui social e nelle chat ora potrebbe ritorcersi contro proprio alle bulle, che potrebbero essere denunciate dato che le immagini sono finite nelle mani delle forze dell'ordine. Ecco, è un video davvero molto pesante, sono immagini forti quelli che vi abbiamo proposto, anche le voci erano chiarissime, una ragazzina che urlava, altre che comunque continuavano ad infierire su di lei anche solo e semplicemente con i gesti, e soprattutto dei ragazzi che stavano riprendendo senza intervenire. Ovviamente su questo episodio è in corso una riflessione in città, si chiedono più controlli in questa zona di Padova, fenomeno questo del baby
babybullismo che purtroppo non è nuovo sia a questa zona di Padova ma anche ad altre zone della città come Piazza Rabin, e ricorderete come nel parcheggio di un centro commerciale molto importante proprio alle porte di Padova addirittura delle ragazze siano state picchiate, parliamo della zona di Albignaseco. Allora su questo noi abbiamo sentito David Polezzi, che è psicoterapeuta dell'età infantile, che ha spiegato ai nostri microfoni come alcuni segnali siano davvero molto importanti e vadano raccolti. Io tra l'altro da Padova ringrazio il collega Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, vi lascio all'intervista e restituisco la linea. Quando avvengono questi episodi di bullismo c'è un po' sempre da parte degli adulti, penso ai genitori, agli insegnanti, la domanda di che cosa dobbiamo fare e qual è un po' l'approccio più opportuno da avere. Allora sostanzialmente, generalmente questi atti così anche estremi, diciamo così, sono un po' la parte finale di una catena di comportamenti. Quindi innanzitutto bisogna ricordarsi che sicuramente ci sono stati molti segnali premonitori che sono stati sottovalutati, cioè tanti piccoli comportamenti scorretti, magari non particolarmente violenti, che sono stati ritenuti non sufficientemente gravi per poter prendere qualche iniziativa. Quando si arriva a questo punto significa che la situazione è già piuttosto avanzata. Quindi certamente c'è bisogno da parte sicuramente dei genitori, forse se coinvolge anche il contesto scolastico, anche della scuola, di qualche tipo di conseguenza, che sia una conseguenza concreta. Molte volte i genitori pensano che sia sufficiente spiegare che quel comportamento è sbagliato o perché è sbagliato. Questo è importante, ma è soltanto la prima parte, ma servono conseguenze concrete che facciano sperimentare a chi ha messo in atto questo comportamento un qualche tipo di svantaggio nel mettere in atto comportamenti di questo tipo. In altre parole, tutti noi veniamo, diciamo così, ripresi a parole o, come dire, corretti di fronte ad un problema qualsiasi, ma quando esageriamo, quando abbiamo dei comportamenti palesemente violenti, allora lì ci deve essere una conseguenza di tipo concreto. Un video davvero scioccante. Noi continuiamo con la cronaca e rimaniamo a Padova perché è accusato di aver abusato di un'amica che stava ospitando a casa sua un 35enne di Borgoricco arrestato dai carabinieri. Sono le 3 di notte di domenica quando al 112 arriva una richiesta di soccorso da Borgoricco. Una giovane donna è in strada e urla, spiega il cittadino. I carabinieri si precipitano sul posto dove trovano una 26enne di origini marocchine residente a Brescia. Impaurita e in lacrime, la donna racconta di essere stata violentata da un amico conosciuto alcuni mesi fa che l'aveva appena lasciata in strada. Il giovane, un 35enne residente a Borgoricco, viene rintracciato poco dopo e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo. La donna invece è stata accompagnata in ospedale a Campo San Piero per le cure del caso. Ed ora invece vediamo il sondaggio che vogliamo proporvi noi oggi. Lo vedete qua, crisi sanità, liste di attesa e rette RSA. Ha ragione Tosi che aveva appunto incolpato in qualche maniera la regione di non aver organizzato bene, di non aver gestito bene la sanità veneta. Questi, dice Tosi, sarebbero i risultati. Dunque se siete d'accordo con Tosi lo 0422, quindi rispondete sì 1626 691, se invece non siete d'accordo, quindi volete rispondere no 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera Ring, che anticipa da questa sera l'orario dalle 21:15, inizierà invece alle 21. Queste dunque le notizie. Noi andiamo avanti con la cronaca e siamo sempre a Padova perché sono stati sequestrati oltre 3 kg di sostanze stupefacenti dai finanzieri di Padova, un arresto e una denuncia. 3 kg di eroina sequestrata dalla Guardia di Finanza di Padova ad un trasportatore albanese di 33 anni che è stato denunciato ed arrestato.
operazione dei Baschi Verdi padovani all'uscita del casello di Padova Ovest. Un'autovettura che stava uscendo dall'autostrada è stata fermata al posto di blocco. Dopo un'attenta perquisizione con l'aiuto anche delle unità cinofile, è stata trovata la droga nascosta in un doppio fondo nel vano portabagagli ricavato all'interno della carrozzeria. Droga che era destinata alla piazza di spaccio della città. Il corriere è stato fermato ed arrestato. Durante un altro controllo del territorio, le Fiamme Gialle hanno notato un'auto che alla vista delle forze dell'ordine ha velocemente cambiato direzione. Fermata la vettura e controllata, sono stati trovati circa 17 grammi tra hashish e marijuana. Nel corso delle ultime 2 settimane sono state controllate più di 100 persone, delle quali 19 sono state segnalate alle prefetture competenti per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torneremo in studio per parlare del giallo dei 2 22enni che sono scomparsi da sabato sera, dove si erano incontrati, lo ricordiamo, a centro commerciale Nave de Vero, poi di loro si sono perse le tracce. Qualche istante di pubblicità, poi ci collegheremo anche con la nostra redazione di Venezia. Siamo tornati nuovamente in studio. Sono ore di angoscia per le famiglie dei 2 ventenni, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, ex fidanzati. 2, come avevo detto, erano stati visti per l'ultima volta a Nave de Vero sabato sera. Ieri le famiglie hanno presentato denuncia ai carabinieri. L'ultimo contatto risale a sabato sera. Giulia Cecchettin invia un messaggio alla sorella alle 22:43, poi più nulla. Non si hanno notizie da 36 ore di Giulia Cecchettin, 22 anni, di Vigonovo, e dell'ex fidanzato Filippo Turetta, 22enne, di Torreglia. Sabato sera i 2 sono stati visti insieme alla Nave de Vero intorno alle 20. Il messaggio di Giulia alla sorella, poi il buio. Filippo era uscito di casa nel pomeriggio, poi ha scritto alla mamma che si sarebbe fermato fuori a cena. Sono ore di angoscia per entrambe le famiglie. I genitori di Giulia hanno presentato denunce di scomparsa ai carabinieri di Vigonovo, quelli di Filippo alla caserma di Teolo. Per i 2 giovani studenti di ingegneria all'Università di Padova immediatamente è scattato il tam tam sui social. A coordinare le ricerche è la prefettura di Venezia, che ha fatto scattare il piano per le persone scomparse. Secondo i primi riscontri, il telefono di Filippo era stato agganciato per l'ultima volta nel comune di Fossò, non lontano dalla residenza di Giulia. I 2 sarebbero a bordo dell'auto di Filippo, una Fiat Punto nera targata FA051YE. I carabinieri e le famiglie avrebbero detto che l'auto sarebbe stata segnalata per l'ultima volta a Maserata di Piave nel Trevigiano. Nonostante si fossero lasciati, i 2 ragazzi si sarebbero visti alcune volte nell'ultimo periodo. Una scomparsa che angoscia 2 famiglie e gli amici dei ragazzi. Giulia si dovrebbe laureare in questi giorni, per questo i familiari escludono una fuga. Giulia Cecchettin ha i capelli castani, lunghi, con la frangetta e gli occhi scuri. Sabato, quando è uscita, indossava una gonna marrone e un maglione azzurro. Filippo Turetta invece ha gli occhi chiari e i capelli corti castani. Sabato, quando è uscito, indossava Adidas bianche, jeans chiari con elastico alla caviglia, felpa e giubbotto impermeabile nero. Chiunque avesse notizie può rivolgersi alle forze dell'ordine, che stanno attivamente cercando i 2 giovani. Ed ora ci colleghiamo proprio da Vigonovo con la nostra Ilaria Marchiori, che la vedo già sul nostro schermo. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui a Vigonovo in via Aldo Moro, dove c'è l'abitazione di Giulia. Qui alle mie spalle lo vedete perché ovviamente tantissimi i colleghi, i giornalisti, la stampa qui che stanno seguendo come noi l'evolversi della situazione. Avete sentito le prime informazioni, abbiamo sentito in questo servizio di Chiara Gaiani. Tra poco sentiremo invece la testimonianza di Andrea, lo zio
di Giulia. È lui che sta parlando proprio a nome della famiglia, perché come potete immaginare il papà non è in grado. Tra l'altro è la seconda tragedia che sta investendo questa famiglia, anche se tutti ci stiamo augurando che si concluda nel migliore dei modi. Ma perché lo dico? Perché solo un anno fa è mancata la mamma di Giulia, e quindi Giulia, i suoi fratelli e il padre hanno vissuto quest'anno molto difficile. Nonostante questo Giulia è riuscita ad andare avanti con i suoi studi di ingegneria biomedica, e proprio giovedì è prevista la sua laurea. Come ci ha raccontato lo zio, è stato tutto organizzato. Ecco, naturalmente anche noi, girando qui per la zona, stiamo raccogliendo alcune testimonianze. Sembrerebbe che un vicino di casa, qui a pochi metri dove c'è un parcheggio, proprio sabato avesse sentito delle grida d'aiuto da parte di una voce femminile, e poi aver visto andare via l'auto che corrisponderebbe a quest'auto nera di Filippo. Però il condizionale è d'obbligo, sarebbero dunque stati sentiti litigare, ma lo ripeto, il condizionale è d'obbligo. Queste informazioni andranno comunque poi confermate o meno, ma per avere altri dettagli su quello che sono state le ultime ore di Giulia e di Filippo, secondo quanto ci racconta lo zio, e quale sia il loro rapporto e lo sia stato in passato, sentiamo proprio questa testimonianza. Sono Andrea Camerotto, lo zio materno di Giulia Cecchettin, sparita sabato intorno alle 23:15 da Vigonovo. Giulia nel tardo pomeriggio, verso le 6, è stata prelevata da casa dal suo amico ex fidanzatino Turetta Filippo di Torreglia. Erano rimasti amici e si frequentavano anche nell'ambito universitario, probabilmente anche si aiutavano un po' negli studi. Ultimamente Giulia aveva un po' abbandonato l'aiuto nei suoi confronti, perché giovedì prossimo è prossima alla presentazione della tesi di laurea, c'era la festa organizzata. Sono spariti sabato alle 23:15 da Vigonovo, a 50 metri da casa. La macchina è tornata dalla nave di Vero di Mestre, dove si erano recati nel pomeriggio a fare spese, sono stati visti mangiare insieme. A 50 metri da casa, a quell'orario, una persona che stava fumando nel suo poggiolo ha sentito delle grida di dolore, di richiesta anche un po' di aiuto da parte di una ragazza. La macchina individuata sembra essere quella che sappiamo guidare Filippo, cioè una Fiat Grande Punto targata FA 015 YE. È stata fatta una denuncia da questa persona, sono stati chiamate le forze dell'ordine, ma la macchina si è dileguata dopo poco, la ragazza è stata ritratta all'interno. Quindi, potrebbe averla, sequestrata? In un certo senso questa è un po' anche la mia idea, nel senso che il ragazzo non voglia farle del male, ma che in realtà abbia il bisogno di farle capire che insomma le vuole bene, vuole stare con lei e usi questo tempo insieme a lei in questo viaggio doloroso per avvicinarsi a lei. Questa è in un certo senso l'impressione che posso avere di questo ragazzino, che io non ho conosciuto così in maniera distaccata, perché non era una cosa ufficiale in famiglia, fidanzatini di scuola, e durata fino all'estate scorsa, per 1 anno e mezzo, forse 2, ma quelle cose da ragazzini, insomma, non era una cosa portata avanti con impegni. Forse magari per Giulia poi era finito tutto, mentre per Filippo no? Beh, sicuramente uscivano in maniera amichevole,
da parte di Giulia sicuramente, da parte di Filippo questo non posso saperlo, però Giulia delle volte forse aveva fatto delle confidenze alla sorella o anche alla mia mamma, che è la nonna materna, e dicendo che sì, il ragazzino forse un po' di gelosia la metteva nel rapporto, e quindi non sappiamo. Io comunque spero che i ragazzi stiano bene e che stiano in viaggio, anche in una forma di distrazione loro, e che si facciano sentire presto. I telefoni comunque sono spenti da sabato notte, prima quello di Giulia e poi quello di Filippo. Io ho sentito anche la famiglia di Filippo ieri sera intorno alle 7 e il papà ovviamente è preoccupato come noi. Io ho chiesto se il figlio è uscito di casa sereno, lui mi ha detto di sì, come al solito, la doccia, pronto per una serata con l'amica, ma lo hanno visto sereno. In realtà stamattina poi ho letto un articolo dove si dicevano cose riguardo al fatto che in questi giorni mangiava poco. Io questo non posso saperlo, l'ho visto scritto da voi giornalisti, no? Non posso sapere se siano dichiarazioni fatte effettivamente dal papà. Andrea, scusi, se Filippo dovesse vederci, si sente di dirgli qualcosa? Se provi a immaginarsi di parlargli, che lui possa ascoltare un appello, si sente di dirgli qualcosa? Io voglio fare l'appello a tutti e due, perché spero che ci ascoltino in qualche maniera, che la radio della macchina sia accesa e funzionante. Filippo e Giulia, fatevi sentire, noi vi aspettiamo a braccia aperte. Qualsiasi cosa sia successa, noi siamo pronti ad accogliervi come prima, e anche meglio se abbiamo sbagliato in qualcosa, se non abbiamo avuto attenzioni nei vostri riguardi, ma sono convinto che non è così, però può essere che magari qualche mancanza da parte di noi zii, familiari, in una situazione così anche di mancanza della mamma possa esserci stata. Che tipo è Giulia? Come ha vissuto quest'anno da quando, non so, è mancata la mamma? È stata anche brava perché si sta laureando, c'è andata... È una donnina di casa, si è presa l'incarico di seguire la sua famiglia oltre agli studi. Insieme alla nonna teneva in ordine la casa, la biancheria. Giulia ha studiato e ha portato a casa sempre dei buoni risultati, considerando la situazione ovviamente che ha vissuto in questo anno. Giulia giovedì si deve laureare ed è tutto pronto e noi la aspettiamo per la sua festa di laurea. Come sta il papà di Giulia? Basta. Ecco, avete sentito dunque la testimonianza dello zio, che si è conclusa con la voce rotta dal pianto, perché come potete immaginare questi sono momenti terribili per una famiglia che solo nell'ultimo anno ne ha vissuti di altrettanto difficili e complicati, quindi si sono stretti nel loro dolore. Il papà è chiuso in casa, ha appunto lasciato che fosse lo zio ad occuparsi delle comunicazioni anche attraverso le nostre telecamere, quelle dei colleghi, anche per lanciare un appello qualora potessero ascoltarci i due ragazzi. Se non ci sono domande, Daniela, qui per ora non abbiamo altre novità, noi restiamo qui per continuare a seguire l'evolversi della vicenda, per cui restituisco la linea da Vigonovo. Grazie Ilaria, ovviamente qualora ci fossero delle novità, speriamo positive, sul ritrovamento di questi due ragazzi, e chiedici pure la linea, insomma
tutti in attesa, avete sentito le parole davvero rotte dal pianto dello zio. Grazie Ilaria, grazie e buon lavoro. Avete dunque sentito le parole rotte dal pianto dello zio, che insomma la disperazione è davvero tanta. Da sabato non si sono più avute notizie di Giulia, neanche di Filippo, due famiglie davvero distrutte che sperano in un epilogo insomma positivo di questa vicenda, e speriamo che i ragazzi vengano ritrovati nel più breve tempo possibile. L'avete sentito, Giulia deve discutere della sua tesi di laurea giovedì e tutta la festa è pronta, la famiglia è pronta e la sta aspettando, così come sta aspettando la famiglia di Filippo. Noi lasciamo la cronaca e andiamo invece qui nel Trevigiano, dove è arrivata l'assessore regionale la De Berti, che ha parlato di viabilità della Marca, ha parlato della Via del Mare, ma anche della pista di bob. Sentiamo dunque le sue parole. Assessore Elisa De Berti, partiamo dalle opere a favore del territorio della Marca Trevigiana, in particolare dell'Interland Trevigiano. A che punto siamo con il Terraglio Est? Allora, per quanto riguarda il Terraglio Est, sapete che abbiamo un progetto definitivo pronto per andare in gara e stiamo aspettando la definizione dello stanziamento delle risorse FSC, dove come viabilità e infrastrutture viarie il Terraglio Est, l'ho sempre detto, ha la priorità. Quindi nel momento in cui ormai è questione sostanzialmente di poco tempo, appena verrà definito si partirà, insomma, e si potrà andare avanti anche con questa infrastruttura tanto attesa dal territorio. Che tempistica possiamo dare? Non do tempistiche, ma semplicemente perché porto sfortuna, cioè ogni volta che do tempistiche poi succede qualcosa che non vengono rispettate, però veramente non manca molto. C'era un problema di stallo nei fondi? No, era un problema sostanzialmente che avevamo richiesto le risorse FSC prima dell'emissione del parere della Commissione Via. Avevamo chiesto 20 milioni. Post parere Commissione Via, come succede sempre, le prescrizioni comportano un aumento del costo dell'infrastruttura. Il Ministero che dava questo anticipo sui fondi FSC non era il MIT, con cui noi avevamo sostanzialmente delle interlocuzioni aperte, ma era, non mi ricordo più se era Carfagna, comunque era un altro ministero con cui non siamo riusciti a farci capire sulla differenza dello stanziamento, che noi eravamo disponibili a metterlo noi come regione, e quindi di fatto abbiamo dovuto aspettare la definizione complessiva dei fondi FSC, però poco male, insomma non manca molto e poi potremo stabilire nel momento in cui vengono definiti i tempi delle risorse FSC, poi definiamo anche i tempi della gara e di tutto il resto. Quarto lotto della tangenziale, Assessore, c'erano delle rassicurazioni, degli impegni finanziari da parte del Ministro Salvini 7 mesi fa, se non sbaglio. A che punto siamo? Allora, anche lì con ANAS abbiamo definito l'accordo sostanzialmente proprio qualche settimana fa, è stato firmato dall'amministratore delegato di ANAS, dove è stato sostanzialmente messo nero su bianco che Veneto Strade può proseguire con la progettazione, quindi noi lì abbiamo un progetto preliminare, verrà fatto un progetto di fattibilità tecnica economica che di fatto è nel nuovo codice, è il vecchio progetto definitivo, e una volta che Veneto Strade avrà, le risorse della progettazione verranno stanziate da ANAS, quindi c'è questo accordo che Veneto Strade progetta e ANAS paga la progettazione. Una volta che ci sarà la progettazione potremo inserirlo nel contratto di programma ANAS-MIT e quindi si potrà procedere anche lì con la realizzazione. Ecco, ma le risorse preannunciate da Salvini ci sono, non ci sono? No, intanto andiamo avanti con le risorse per la progettazione, perché non abbiamo neanche la progettazione, è inutile bloccare risorse se non ci sono neanche i progetti. Facciamo la progettazione, una volta che in itinere ogni anno il contratto di programma viene aggiornato, quindi nel momento in cui Veneto Strade è pronta con il progetto, con il Ministero faremo inserire lo stanziamento per la realizzazione. Una tempistica ce la dà? Allora,
per fare il progetto 1 anno ci vorrà, poi non so se deve andare in commissione via regionale o nazionale, perché se deve andare in commissione via regionale i tempi sono veloci, se deve andare in commissione via nazionale, vi dico, l'ultima opera di competenza statale che è passata alla commissione via è rimasta là 2 anni, quindi insomma dipende poi dalla commissione via, però potremmo andare via spediti, insomma speriamo che non debba andare in commissione via nazionale. E sulla via del mare ci sono delle polemiche da parte di sindaci, voi tirate dritto? Ma allora, no, noi tiriamo dritto, ma nel senso che non è che tiriamo dritto e non consideriamo le perplessità dei sindaci. Quello che di fatto noi diciamo è: aspettiamo di avere un interlocutore, adesso l'aggiudicazione definitiva è stata fatta, dobbiamo firmare il contratto, la convenzione. Nel momento in cui abbiamo firmato il contratto, abbiamo l'interlocutore, la certezza che un interlocutore per la realizzazione della via del mare c'è. Da quel punto abbiamo un preliminare, dovremo andare avanti con le ulteriori fasi di progettazione e allora lì ovviamente apriremo il tavolo con il territorio. È mia intenzione tenere sostanzialmente monitorato dal punto di vista del traffico la viabilità tutta che può essere interessata dalla via del mare anche circostante, per avere la situazione pre-via del mare in modo da poterla confrontare dopo la realizzazione della via del mare, per vedere se le preoccupazioni dei sindaci effettivamente danno esito confermato oppure alla fine sono preoccupazioni che potrebbero poi non rivelarsi effettive, però insomma siamo qui per cercare di aiutare il territorio e non per passare sopra nessuno. Chi sta da Bob di Cortina, sabato il ministro Abodi a Ferracavalli a Verona ha detto che la partita non è ancora chiusa. A questo punto lei che cosa si augura? No, magari io la vedo dal punto di vista del Veneto. Io dico che sulla partita delle Olimpiadi il Veneto di fatto ha cercato di accelerare e di buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché sia sulla progettazione della pista da bob, il progetto preliminare di fattibilità tecnica economica, ma ricordo anche la variante di Cortina e la variante di Longarone, nelle fasi di costituzione della società di Simico sostanzialmente noi siamo andati avanti sulla progettazione preliminare della pista da bob, ma dall'altra parte c'era ancora il ministro De Micheli, perché di ministri ne abbiamo visti tanti in questi anni, e il presidente Zaia aveva chiesto al ministro De Micheli proprio pochi mesi dopo l'assegnazione delle Olimpiadi di autorizzare ANAS affinché ANAS andasse avanti con la progettazione delle 2 varianti per poter anticipare i tempi, cioè non siamo rimasti lì ad aspettare le tempistiche del ministero, anche perché tenete presente che per costituire la società ci hanno impiegato 3 anni, quindi insomma il commissario è operativo dall'anno scorso, non è che sia operativo da tantissimi anni, quindi noi tutto quello che potevamo fare per anticipare i tempi lo abbiamo fatto. La pista da bob non hanno ancora definito dove farla, sicuramente nel momento in cui non viene fatta a Cortina quello che noi chiediamo è un riequilibrio delle gare, come è ovvio. Ed ora invece ci colleghiamo con l'assessore regionale Elena Donazzan, assessore regionale istruzione e lavoro. Buongiorno, la vedo già nello schermo. Buongiorno a voi. Scusate questo sfondo, ma sono nella sede della Coldiretti di Campagna Amica di Verona, perché abbiamo appena inaugurato una mensa universitaria, la prima a chilometro zero, e quindi ho chiesto, e qui fanno i laboratori con i bambini, quindi mi sembra una cosa bella. Eh sì, molto. Infatti ci può anche raccontare un po' di questo progetto che è andato a buon fine. Sì, molto volentieri, perché non è semplice partire dicendo, noi lo diciamo tutti, quanto è importante la valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici, del chilometro zero, che ricordiamoci è stata un'intuizione culturale proprio di Coldiretti a livello nazionale. E questo però poi farlo diventare un dettato dentro una gara d'appalto affinché la mensa universitaria, che ovviamente deve essere bandita con tutte le regole dell'amministrazione, che sono anche quelle che la burocrazia che ti impedisce di arrivare agli obiettivi alle volte, invece qui è stata ben gestita. Ci sarà una sede, peraltro Lunga Adige, quindi con la vista, immagino a primavera e l'estate sarà magnifico. Nel Lunga Adige, proprio nella zona del quartiere universitario di Verona, con una mensa a chilometro zero gestita da una cooperativa sociale, quindi persone più fragili. Da assessore al lavoro dico che c'è veramente una bella storia di collaborazione pubblico-privato, dove i ragazzi universitari avranno a che fare
con persone più fragili, chi ha perso il lavoro da molto tempo, chi ha qualche disabilità, che verrà a fare il cameriere o il cuoco dentro questa mensa, e il chilometro zero portato dai lavoratori della Coldiretti. Da ieri che avevamo fatto tutti noi in Italia la giornata del ringraziamento, io ho partecipato alla giornata del ringraziamento in provincia di Vicenza, oggi a Verona c'è questo bel ringraziamento, diciamo così, della pubblica amministrazione, che avrà questo posto dedicato agli studenti universitari, ma con al centro proprio il tema dell'agricoltura a chilometro zero. Un bel progetto, Assessore. Io però vorrei tornare e rimanere nell'ambito del tema della scuola, per tornare solo un attimo sulla vicenda di Catron, perché insomma si va verso il licenziamento della professoressa che aveva inneggiato a Hitler. Secondo lei questa decisione diciamo è giusta? Credo proprio di sì. Credo che un adulto di riferimento debba essere pienamente consapevole di quello che dice, di quello che scrive, del contesto in cui si trova. Nel senso che è pur sempre grave quella affermazione, ma è ancora più grave visto che siamo nel pieno di una guerra in un territorio che è vicino a noi, ma è dentro quella scuola internazionale, perché lì ci sono studenti che vengono da Israele, ci sono realtà economiche che intervengono a sostegno di quella scuola che provengono da Israele, e le affermazioni di quella docente sono state devastanti sotto tanti punti di vista. La scuola si è mossa bene, appena saputo ha deciso della sospensione, quindi io non so cosa sarà poi l'esito finale, non so se si arriverà al licenziamento o meno. Di sicuro la sospensione era la cosa più importante, più rilevante da fare subito, per dare un messaggio a tutti, cioè che non solo in quella scuola, ma in nessuna scuola si può tollerare questo tipo di azione, proprio perché a un insegnante viene chiesta deontologia, equilibrio, rispetto, non è lì espressione delle proprie idee. Guardate, io sono perché le espressioni delle proprie idee siano sempre, ma si deve anche capire qual è il contesto, e quella non era un'espressione di idea, era una follia, ecco, una follia scritta senza nemmeno andare a comprendere, non c'è nulla da comprendere. Ci sono delle scuse formali da fare dentro la scuola e anche al di fuori, perché purtroppo anche lì, quando si decide di usare un social media, e qui apriamo un'altra parentesi, no? C'è il tema specifico, il contesto di guerra in cui viviamo, ma c'è anche l'uso dei social. Basta, limitiamoci. Quando siamo adulti di riferimento, e in particolare nella scuola, io credo che andrebbe vietato sempre l'uso del telefonino, ma anche l'uso della social per dire cose che potrebbero nuocere all'equilibrio della scuola. Questo sicuro, Assessore. Adesso lasciamo invece la scuola e parliamo di lavoro, perché abbiamo visto insomma c'è chi grida un po' al rischio di recessione in questo momento. Secondo lei siamo davvero a rischio recessione? Non saprei dirle tecnicamente quale scenario, perché credo che oramai anche le valutazioni economiche abbiano un po' sballato le valutazioni e le previsioni, però ci sono dei dati oggettivi. Un dato oggettivo è l'aumento improvviso e alcune volte il calo, ma mai al valore precedente, delle materie prime, dei costi energetici. Abbiamo un problema di inflazione che esiste, sta crescendo non in Italia, in tutta Europa e nel mondo. Sono stata di recente in visita in un'azienda importante del nostro Veneto, a uno stabilimento negli Stati Uniti d'America. Conviene loro produrre libri, in questo caso stampare libri in Italia, piuttosto che negli Stati Uniti, anche per il mercato statunitense. Gli costa quindi meno il trasporto, che pure è aumentato dopo il Covid di 5 volte tanto. Costa di più la lentezza del passaggio di attraversare l'Oceano Atlantico piuttosto che produrre lì. Questo per dire come i costi e i mercati siano in piena fibrillazione.
C'è una ricetta per tutto questo? Diciamo che ci sono delle misure di attenuazione e anche di tutela. Prima di tutto dobbiamo capire chi stiamo tutelando e chi stiamo guardando. Ecco, per me la prima tutela, come ha fatto bene il governo Meloni, è quella delle famiglie più fragili. Qualcuno considera uno sforzo non sufficiente quello di avere dato almeno una mensilità in più, questo è il valore dell'abbattimento del cuneo fiscale per quest'anno, così come per l'anno precedente, perché appena arrivata al governo Meloni ha voluto chiarire che l'attenzione era per i lavoratori e le famiglie italiane e per le imprese italiane. E quindi la questione di riuscire ad abbassare il cuneo fiscale, sempre detto nelle campagne elettorali varie, ma questo è il primo governo che lo fa in maniera importante e significativa. C'è stato un governo precedente che lo fece, ma poco, 3 punti percentuali, diciamo che comunque fu un gesto, ma una volta sola e basta. Qui siamo alla continuità e si deve andare verso una stabilizzazione di riduzione del costo. Dall'altra c'è da tutelare un mercato, in questo caso europeo, perché io credo che sulle politiche delle tutele delle imprese vuol dire anche parlare di dazi, sa? Perché se penso all'acciaio, io attraversando oggi il Ladige a Verona ho davanti una grande acciaieria, ma oggi fare acciaio è particolarmente grave, compreso fare alluminio. Noi abbiamo diverse imprese che fanno acciaio e alluminio in Veneto e in Italia. Ebbene, arriva acciaio proveniente o alluminio proveniente dalla Turchia, per esempio, acciaio dall'estero, che non ha la stessa qualità del nostro e costa molto molto meno. Potrei dirle del cemento, dei cementifici che sono in difficoltà in Italia perché entra prodotto a minore valore, a minore costo, tutelato dai loro stati. Peraltro oggi la Turchia è un nostro competitor significativo e noi dobbiamo guardare a come tutelare il mercato europeo. Devo dire anche alla luce di come alcuni stati, la Turchia tra questi, si è spostata su un asse molto filo, in questo caso paesi islamici, è un paese islamico, e qualche giorno fa, voi sapete che la risoluzione di schierarsi a favore di Hamas, non può non essere legato anche ai temi economici di casa nostra. Non si può più scindere tra geopolitica e politica e economia. Ecco, sì, solo un'ultima domanda. Insomma, abbiamo visto anche tanti tavoli aperti, molte aziende, insomma, abbiamo visto in crisi, piccole, grandi. Com'è la situazione in questo momento nel Veneto? Noi monitoriamo, come lei sa, in maniera molto molto attenta, quindi per noi importante è prevenire, prendersi cura subito delle aziende, quindi sapere. La conoscenza è fondamentale. Il mondo dell'economia vive di fibrillazioni molto veloci e anche un'azienda, se non ci dice, non fa trapelare il suo stato di difficoltà, diventa difficile da aiutare e spesso ci troviamo poi che è in una situazione di gravità e magari viene acquistata da altro, da noi. A me fa piacere quando arrivano investitori in Italia e investitori in Veneto, ma voglio sempre preferire prima di trovare un imprenditore, un investitore veneto o italiano, perché la prossimità, il linguaggio culturale, il rispetto per un certo tipo di approccio al lavoro e al territorio ovviamente è più sensibile se noi abbiamo un interlocutore di questo tipo. Quindi in questo momento noi monitoriamo, abbiamo tavoli aperti direi quotidianamente, alcuni li chiudiamo bene, come avete anche voi dato contezza di Safilo e delle 2 aziende nate, cioè Safilo aveva deciso di chiudere, a gennaio di quest'anno la notizia era chiude lo stabilimento, 464 persone a casa, e la fine di questo primo grande capitolo di un lungo film, perché è chiaro che nessuna crisi, come ho detto anche i sindacati, nessuna crisi oggi possiamo considerarla chiusa quando abbiamo trovato un acquirente. No, noi dobbiamo continuare a seguirla perché tutto è molto molto veloce. Però Safilo ha portato con il lavoro fatto dalla unità di crisi, del mondo del sindacato e dal territorio, ad avere 2 aziende che hanno investito lì, continueranno a fare occhiali, una addirittura aprirà una nuova realtà, aprirà facendo lenti che non facevamo, che venivano prese dall'estero. C'è solo un'azienda grande che fa lenti in Italia e invece oggi, in questo territorio intendo, invece oggi si potrà investire anche su questo. Insomma,
credere che la nostra capacità di produrre, che valga la pena produrre in Italia, questo dobbiamo dirlo anche ai nostri ragazzi. Poi mi permetta quest'ultima così battuta, ma noi ci lamentiamo quando dobbiamo commentare i giovani che se ne vanno e parliamo di cervelli in fuga, ma li facciamo scappare noi, non solo perché la situazione magari è complicata e bisogna dire ai ragazzi, signori, oggi come ieri, come i nostri padri, come i nostri nonni, bisogna combattere per le cose in cui si crede. Non è tutto facile, no? Ecco. Ma dall'altra, se continuiamo a dire che non vale la pena, che l'Italia non ha più elementi, l'Italia ha molti elementi e il Veneto molti di più. Proprio un flash, rimane uno dei nodi più difficili qui, è quello della manodopera, che continua a mancare. Sì, perché continua a mancare e non è che, non è che è nascosta da qualche parte. Dopo che abbiamo tolto anche il reddito di cittadinanza, la cosa è un po' migliorata, nel senso che ci sono stati molti più contratti, le persone hanno capito che non dovevano stare sul divano a girare i pollici, quindi questo è un dato positivo, ma non sufficiente. Oggi l'Italia e il Veneto hanno un fabbisogno di lavoratori importante. Lei sa che io sto lavorando sul fronte di come far rientrare dall'estero quanto più possibile italiani che seconda, terza generazione vogliono venire a vivere in Italia, vogliono provare a vivere in Italia. Io credo che questo sia un buono spazio di azione. E poi il governo ha siglato a luglio di quest'anno un decreto flussi finalmente serio rispetto a quelli che io ho visto in tanti anni, che seri non erano, perché noi facevamo sanatorie a posteriori. Oggi invece si dice: diteci il fabbisogno, noi vi autorizziamo, fate accordi, lo dicono alle associazioni di categoria, al mondo che cerca, fate accordi bilaterali con lo Stato di riferimento, la regione di riferimento, con i territori che volete, e vi aiutiamo nella a sbrigare le pratiche, perché in Italia si deve entrare solo regolarmente. Assessore, la ringrazio davvero, grazie davvero per essere stata con noi. Ma grazie a voi di questo spazio, è sempre un piacere conversare con lei, grazie. Grazie Assessore, grazie. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità e torniamo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, vi presento subito gli ospiti che ci hanno raggiunto, che sono Katia Poll, assessore delle politiche giovanili del Comune di Spresiano, buongiorno. Buongiorno. E Elena Bonanno del teatro Tale Teatro ed è un'attrice, buongiorno. Buongiorno. Perché parliamo di violenza sulle donne, parliamo delle iniziative per cercare di arginare questo fenomeno. Io prima partirei proprio con un servizio che riguarda una violenza. Aveva colpito con pugni e calci la compagna che era incinta ed è stato arrestato dai carabinieri. Calci e pugni in faccia, anche davanti ai figli piccoli. La moglie è cacciata di casa mentre era in gravidanza e costretta a dormire in auto. Anni di soprusi e violenze sono finiti per una donna dopo che il marito, un 46enne di Legnaro, è stato arrestato dai carabinieri. Dopo l'ennesima violenza, una furiosa aggressione che l'aveva costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso, la donna aveva trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri di Legnaro, che hanno immediatamente attivato il codice rosso. Dopo la condanna, 1 anno e 5 mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri e accompagnato alla casa circondariale di Padova. Casi che purtroppo continuano a registrarsi nonostante insomma tante le iniziative, lo abbiamo visto, se ne parla tanto, purtroppo è un fenomeno che è difficile da scardinare. Katia, questo? Sì, purtroppo sì. Un esempio del servizio che abbiamo appena visto è lampante, se ne parla tutti i giorni, non solo sui media nazionali ma anche nei piccoli comuni. Per dire, nel nostro piccolo comune facciamo diverse iniziative contro la violenza sulle donne, ma anche contro la violenza in ogni sua forma, perché purtroppo parliamo anche di violenza sui bambini, sugli uomini, certo, sugli anziani, insomma purtroppo è un bruttissimo capitolo per quanto riguarda la storia di tutti quanti noi. E per dire, a Spresiano il 26 di novembre, Daniela, faremo una camminata proprio contro la violenza sulle donne, la violenza in ogni sua forma, si chiama Nemmeno con un fiore. È una camminata organizzata e voluta da un'associazione che si chiama I Ragazzi degli anni '80, che
vorrei sottolinearlo, loro di natura fanno carri mascherati e hanno deciso di sdeviare il loro insomma, scopo associativo e fare questa importante iniziativa, e noi non potevamo come Comune di Spresiano non appoggiarla. Collaboriamo ovviamente con altre associazioni, la Proloco, l'Associazione Festeggiamenti di Lovadina, perché più siamo e meglio è per sensibilizzare in questo importante, per questo veicolare un messaggio che è importante. Assolutamente sì, anche perché è bello vedere anche chi partecipa alla nostra camminata. Abbiamo dai bambini agli anziani e sono veramente, si respira un'aria veramente molto bella in queste iniziative e si sente veramente che le persone che partecipano ci tengono molto, ed è importante non parlarne solo nel mese di novembre, che abbiamo appunto il 25, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma tutti i giorni ricordarcelo, non solo per i servizi che sentiamo al TG. Esatto, e vogliamo ricordare da dove parte, quando parte questa corridoia? Allora, la camminata sarà il 26 di novembre alle 9:30, partirà dal Parco Gravi di Lovadina, saranno circa 7 chilometri, anche 8. Però, quindi fattibile anche per chi non è allenato, corsa, ecco, si può insomma farla in tranquillità, anche perché alla fine c'è un meraviglioso rinfresco, quindi voglio dire alla fine ci sta anche il momento goliardico in conclusione. Lei assessore parteciperà? Assolutamente sì, questo è il terzo appuntamento immancabile, io ci sono e quindi insomma vi aspetto. Ecco. Però non solo Corriere Rosa, ma anche iniziative proprio a teatro. Lei è attrice e ci sarà proprio uno spettacolo dedicato a questo. Esatto. Lo spettacolo si chiama proprio Malaterra, perché ho voluto un po', diciamo, concentrarmi sul fatto che la terra a volte per le donne è proprio mala, amara, no? Difatti io sono una benandante che vaga in mare con questa barca e va incontra delle donne che hanno sofferto, donne anche che ce l'hanno fatta però, donne che hanno avuto il loro momento di rivalsa e nonostante le difficoltà quotidiane eccetera che ogni giorno affrontiamo noi donne, no? Sono varie le problematiche e le tematiche. Quindi varie storie. Varie storie, ci può essere la donna appunto che è in prigione per amore, le donne pescatrici del sud, le donne che sono state internate per vari motivi e poi le donne che ce l'hanno fatta, invece donne lavoratrici che hanno voluto anche spezzare delle convenzioni, dei preconcetti e lavorare in un ambito maschile. Ecco, se doveste lanciare un messaggio proprio alle donne che si trovano magari in difficoltà, che cosa direbbe loro? A me piacerebbe molto dire che l'unione tra noi donne fa la forza, nel senso che appunto io sono questa pescatrice, questa navigatrice del mare che cerca di aiutarle e mi piacerebbe che tutte le donne insomma si unissero e si aiutassero. C'è sempre una donna al nostro fianco che può aiutarci ed è bello ricordarlo. Lei ha iniziato, insomma, tante ragazze vorrebbero intraprendere un po' la sua carriera e a loro cosa direbbe? Perché qualcuno dice no, ma è una carriera difficile, non ci arriverò mai. È una carriera difficile, ma è un sogno e come tutti i sogni bisogna inseguirli e non fermarci, no? Ecco, questo mi sento di dire, bisogna studiare, bisogna fare corsi, laboratori, però inseguire i propri sogni perché alla fine si realizzano. Ecco, e quando ci sarà questo spettacolo? Questo spettacolo sarà il 17, venerdì, a Spresiano, alla chiesetta dei Giuseppini. È uno spettacolo con la regia di Francesca Brotto e Tommaso Nardin, produzione Tale Teatro. Perfetto. Noi continuiamo a parlare invece di questa tematica, tante le iniziative, abbiamo detto la Corriere Rosa, questo spettacolo, insomma, ma anche da parte dell'amministrazione di Spresiano molte le iniziative proprio per cercare forse anche di educare
Chiaro, sì, noi faremo un'altra serata il 21 di novembre del ciclo di incontri Benessere Donna, Prevenzione a 360 gradi, dove avremo ospite un'avvocatessa che parleremo proprio dei diritti delle donne e dei diritti della famiglia, che insomma è giusto prevenire, è meglio prevenire che curare, quindi ed è molto importante parlare alle donne, anche agli uomini, quindi io ci tengo che siano presenti anche degli uomini a questa serata del 21 di novembre in sala consiliare a Spresiano, però insomma poi ci sono veramente tanti altri servizi che il Comune offre e mette a punto per la cittadinanza, ovviamente fin dove il Comune riesce ad arrivare. Quando sente queste notizie, purtroppo è una delle tante, siamo costretti a volte a dar conto di tante altre notizie di questo genere, dove ci sono, e fino a che si fermano poi ad essere picchiate, perché poi abbiamo visto nel Veneto anche tanti femminicidi, insomma, nell'ultimo periodo. Che cosa le viene da pensare? Allora, innanzitutto è sicuramente un sentimento di rabbia. Faccio veramente fatica io come donna a capire come si possa fare del male a un altro essere umano, un altro essere vivente. Non voglio giustificare nessuno nel gesto, perché credo che sia qualcosa di ingiustificabile. È sicuramente un obbligo e dovere delle amministrazioni, delle istituzioni di cercare di parlare, di fare qualcosa di concreto, di lavorare su questi aspetti, non solo in età adulta ma fin da piccoli, quindi insegnare il rispetto. C'è già anche nelle scuole, parlo anche nelle scuole dell'infanzia, secondo me è veramente importante, già fanno un grande lavoro, insomma, gli educatori, i maestri, i professori, però credo che anche le varie amministrazioni debbano essere importanti e lavorare su questi aspetti. Noi a Spresiano ci stiamo dando da fare anche su questo, su tante cose, iniziative, sui servizi, semplicemente un servizio che facciamo nelle scuole medie sono lo spazio ascolto per i ragazzi, che voglio dire è comunque anche quello un appiglio per i ragazzi, parlare con degli educatori di X motivi, però anche lì i servizi sociali vengono a conoscenza di alcuni casi particolari da seguire, non è una banalità. Ed è un servizio che il Comune di Spresiano dà da più di 10 anni, quindi insomma si parte dalle basi, quindi il mio invito è questo, non solo nelle piccole realtà, ma dovrebbe essere fatto un po' a scala. Certo, io stavo adesso leggendo, speriamo che non sia, l'epilogo non sia un epilogo negativo, la ricerca dei due ragazzi di 22 anni, ne abbiamo parlato poco fa, che sono scomparsi da sabato, due ragazzi che si erano lasciati da qualche mese. Giulia dovrebbe laurearsi giovedì, di loro non si hanno più notizie, non si sa più nulla, sono scomparsi. L'appello dello zio l'avete sentito anche nel nostro schermo, e qualcuno ha sentito le urla dalla macchina di una ragazza poco distante da casa proprio di Giulia, e poi più nulla. Noi speriamo davvero che chiunque possa vedere questi due ragazzi possa dare immediatamente allarme, possa chiamare i carabinieri. Noi speriamo davvero che vengano trovati e che non ci sia nessun epilogo drammatico in questa vicenda, che già insomma è difficile. Avete sentito, Giulia aveva perso la mamma solo un anno fa, quindi una famiglia che era già provata da un dolore davvero grosso. Quindi noi rinnoviamo questo appello per l'ennesima volta: chiunque vedesse la macchina di Filippo, l'avete visto, o chi vedesse Giulia, se riusciamo magari anche a rifar vedere le foto di Giulia e Filippo, ecco, chiami immediatamente la famiglia, chiami immediatamente i carabinieri, e insomma la vedete, qui è Giulia, e speriamo insomma che si possa fare qualcosa e che i ragazzi vengano trovati davvero il prima possibile. Di fronte a queste notizie davvero è difficile a volte parlare.
È vero. Sì. Non si trova. Infatti, ricollegandomi a quello che dicevamo prima, abbiamo dovuto creare un neologismo per tutte queste cose che succedono, no? Che è femminicidio. Certo. E siamo costretti a usarlo ogni 3 giorni. E purtroppo c'è un'escalation, diciamo, di questi accadimenti. Quando si dice bisogna scardinare una cultura, ma che cosa in realtà innesca? Perché poi insomma sono rapporti, adesso non parliamo di questo rapporto che speriamo non sia così, quindi parliamo proprio di invece di eventi che sono successi noti in passato, innesca qualcosa per cui l'uomo poi si sfoga sulla moglie, sulla fidanzata, ed è difficile scardinare questa cultura e la donna ancora fa fatica, nonostante insomma tante volte si lancia l'appello anche tramite le associazioni, denunciate, fatti vive, eppure c'è ancora questa paura di denunciare, o questa vergogna più che paura forse. Perché no? Sì, probabilmente sì, anche perché noi donne viviamo, no, molto spesso di pregiudizi, preconcetti, e ci sentiamo sempre in difetto verso qualcuno, qualcosa, se lavori perché lavori, se hai un figlio perché hai un figlio. No, siamo sempre seguite, diciamo, da questi appunto proprio pregiudizi che si hanno sulla donna e pesano su queste donne che devono sempre combattere, no? E scegliere dove stare, come stare, cosa fare nella loro vita, ed è una cosa che ci portiamo dietro, no? Dal passato, no? Anche se le donne oggi sono più forti sicuramente di prima, Katia. Sì, sicuramente sì, per fortuna direi anche. No, sicuramente sì, però la cultura familiare incide di molto. Se io penso alle nonne, alla vita di mia nonna, ma lei era comunque felice, ma perché insomma era abituata a vivere in un certo modo, era la normalità. In questo momento le donne sicuramente si fanno più forza, trovano comunque soddisfazione nell'ambito lavorativo, nell'ambito professionale, anche poi insomma in tutti quanti gli hobby che una persona può avere, il teatro, tantissimi settori, quindi direi che per fortuna che siamo più e fra più l'altro forti. insomma Katia, dobbiamo dirlo, in questo periodo insomma tante anche le iniziative anche da parte delle forze dell'ordine, con tutte le stanze protette che sono state realizzate in varie caserme dei carabinieri proprio per accogliere le vittime di violenza, insomma tanto si sta facendo, ma forse ancora tanto c'è da fare. Sì, sicuramente sì, però l'importante è iniziare e non credo che sia appunto difficile per le donne denunciare, anche per paura poi di rimanere sole dopo aver fatto la denuncia. Credo che sia questo lo scoglio principale per le donne, però alla fine bisogna capire che su noi stesse possiamo contare. Non siamo sole, anche se siamo sole alla fine sulle proprie forze dobbiamo, e per fortuna dobbiamo, insomma, tirarci su in piedi e camminare a testa alta a prescindere di tutto. Però insomma sicuramente tante sono le cose da fare, però iniziamo a usare le varie realtà, le varie cose che ci sono. Ecco, quando insomma le è stato detto di questo spettacolo e lo scopo di questo spettacolo, che cosa ha pensato? No, questo spettacolo è stato scritto da me. Ah, quindi proprio lei, ecco. E l'ho scritto io. Quindi l'ha scritto lei? Sì, c'è stata una ricerca. Ecco, com'è che le è venuto in mente questo? Diciamo che sia anche come associazione teatrale portiamo sempre in scena storie di vita vera, storie di comunità. E proprio perché raccontando si crea empatia nel pubblico, c'è sempre qualcosa nella storia che trova quella comunicazione col pubblico dove anche io mi ci rivedo, anche io l'ho vissuto, e questo crea sicuramente un filo conduttore e crea anche un senso di comunità allargata che è utile. No, e quindi è un teatro, ho voluto fare questo spettacolo proprio per parlare delle donne, perché è un argomento a cui mi sento molto vicina, e l'ho scritto appunto cercando queste storie che sono storie di vita vera, sono storie vere,
in giro per l'Italia, mi sono documentata, raccolte, e ho voluto portarle in scena proprio per dare anche un po' le varie sfaccettature di donna. No, siamo tutte diverse e tutte preziose. Ecco, ricordiamo quindi gli appuntamenti che sono importanti. La Corri in Rosa, che si chiamerà Nemmeno con un fiore, il 26 novembre alle 9:30 al Parco Gravi di Lovadina. Il 21 di novembre abbiamo la serata Benessere Donna in Sala Consigliare Aspresiano alle 20:30. E dopo abbiamo il 17 novembre alle 20:30 alla Chiesa dei Giuseppini a Spresiano. Verrà replicato questo spettacolo? Sì, verrà replicato. Ecco. Anche il giorno dopo sarò a Silea, al Parco dei Moreri. Perfetto, dunque Corri Rosa, lo spettacolo insomma vi aspettano numerosi, perché è un argomento importante che non va assolutamente sottovalutato, anzi tante le iniziative, adesso 2 qui a Spresiano e vi aspettano numerosi. Per iscriversi, Assessore? Sì, allora per iscriversi basta mandare un messaggio al numero 351 84 300 30. Bravissima memoria. Sì, perché lo so bene e ormai l'ho imparato a memoria, e basta semplicemente mandare un WhatsApp e dopodiché vi daranno tutte quante le istruzioni per procedere con l'iscrizione. Grazie invece per venire. Per venire vi aspettiamo. Vi aspettiamo numerosi. Ecco, io ringrazio l'assessore, ringrazio Grazie. anche davvero Elena per essere stato con noi e insomma sicuramente andremo a vederla in questo bellissimo spettacolo. Prima di salutarvi vi ricordo questa sera la nostra trasmissione Ring, l'avete visto il sondaggio, gli ospiti Lucas Pavanetto di Fratelli d'Italia, Nicola Rocco di Azione, Anna Maria Bigon Partito Democratico, Alberto Villanova della Lega, e alle 22:20 lo sciopero scontro Salvini CGIL con l'onorevole Gianangelo Boff della Lega e Nicola Talmi della CGIL. Vi ricordo che Ring da questa sera non sarà più in onda alle 21:15, ma sarà anticipato alle 21. Dunque Ring alle 21, l'esito del sondaggio che vi abbiamo mostrato e che la vedete qua in sovraimpressione. Crisi sanità, liste d'attesa e retta RSA, ha ragione Tosi. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione. Prima di salutarvi ancora vi ricordo che dopo il meteo ci sarà il film Canerero, che è una tormentata storia d'amore tra un giocatore di baseball ed una ragazza sbandata. Queste dunque le notizie. Ringrazio ancora Katia per essere stata con noi, ringrazio anche Elena per essere stata con noi. Sicuramente verremo a vedere questo spettacolo, grazie, e verrò anche a fare questa Corri Rosa, 7 chilometri si possono fare. Grazie e l'appuntamento dunque, ringrazio anche i registi Renato Capoia e Francesca Pezzo che ci hanno seguito, quindi il meteo, grazie, l'appuntamento poi è per domani sempre con la prima edizione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo, previsioni per lunedì 13 novembre. Sul Veneto cielo nuvoloso o molto nuvoloso, specie a nord, con un po' di nevischio almeno in quota nella prima parte della giornata. Altrove modesta variabilità con qualche addensamento nuvoloso e significative fasi di schiarita. Temperature minime in lieve aumento tra 1 e 6 gradi, massime dai 10 ai 13 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo variabile per tutto l'arco della giornata, con possibili locali nebbie notturne in pianura e nelle valli. Zero termico in risalita verso i 3000 metri. Temperature in sensibile aumento, minime dai 4 ai 10 gradi, massime tra i 12 e i 16 gradi. Sul Trentino Alto Adige previsto tempo soleggiato e stabile, salvo qualche velatura passeggera nelle prime ore della giornata. Temperature in aumento, minime sui 4-5 gradi, massime dai 12 ai 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.